Prima visita in laguna per il premier Matteo Renzi all'Arsenale per Digital Venice 2014, debutto del semestre italiano di guida dell'Unione. Una visita in una Venezia che rischia di essere travolta dallo scandalo Mose, dalle dimissioni del sindaco Orsoni con l'arrivo del commissario governativo Vittorio Zappalorto. In aeroporto ad accoglierlo una delegazione del PD Veneto con il segretario regionale Roger De Menech e i vertici provinciali e cittadini del partito. Renzi li rassicura. Venezia ha e avrà il suo massimo sostegno. All'Arsenale breve incontro con il presidente del Veneto Luca Zaia e con il commissario Vittorio Zappalorto. Ho fatto al commissario gli auguri di buon lavoro, lo attende un impegno significativo per i prossimi mesi per sistemare le vicende della città di Venezia in attesa delle elezioni e credo che con l'aiuto di tutti farà sicuramente un ottimo lavoro. Un'Italia che il Premier si impegna a cambiare, ribadisce, a partire dalle città. L'Italia la cambiamo davvero perché vogliamo troppo bene a questo Paese per lasciarlo in mano a quelli che sanno dire soltanto no e che passano il proprio tempo a disfare i progetti altrui. Andiamo avanti con l'aiuto e l'impegno di tutti e questo Paese tornerà a creare speranza e a creare posti di lavoro. Sul piatto le grandi questioni della città, il Mose, un'opera in discussione travolte dall'inchiesta, le grandi navi con un percorso decisionale avviato che ha perso per strada parte degli attori. Una città a cui servono decisioni certe, per questo dal governatore chiara la richiesta, sia convocato il comitatone. Sono personalmente favorevole alla fuoriuscita delle grandi navi sopra le 40.000 tonnellate dal bacino San Marco dal canale della Giudecca, però altrettanto vero che chiedo che la crocieristica resti al termine, resti a Venezia. Dall'altra parte dell'Arsenale, uno specchio d'acqua a dividere le parti, la protesta dei comitati non nave e no Mose. Una delegazione viene ricevuta da Ilva Sapora, capo del cerimoniale di Renzi. Sono 3 anni che noi ci mobilitiamo sulla questione delle navi e farle spostare dal bacino a dietro la Giudecca non cambia la situazione. Le soluzioni ci possono essere e vanno trovate. Poco dopo mezzogiorno, mentre il Premier sta per lasciare Venezia, il Blitz. I No Global, a Rialto, entrano al magistrato alle acque e lo occupano per circa un'ora. L'incontro non è stato sufficiente, la loro richiesta al governo è chiara: stop al Mose, stop alle grandi navi in bacino.